Ben ritrovati dalla redazione Trieste, la prima udienza al TAR sui 5 ricorsi presentati dai residenti a rischio esproprio e dalle associazioni ambientaliste contro la cabinovia si chiude con una fumata nera. L'impianto non è più sostenuto dal PNRR, bensì dal MIT, pertanto si dovrà seguire la procedura ordinaria, non più quella abbreviata. Il presidente del Tribunale amministrativo Carlo Modica de Moraz rimanda la seduta a metà luglio. Il comune scioglie ogni riservo e si prepara a licenziare la variante urbanistica per l'opera. Il comitato Nuovo Via promette di ricorrere in questo caso ad ogni mezzo consentito dalla legge per difendere i cedri del Bovedo dall'ombra dei piloni. Donna di 70 anni trovata morta in casa nel suo appartamento di Guido Reni a Campomarzio, a Trieste. La signora era deceduta da giorni. La drammatica scoperta è stata fatta ieri quando il personale sanitario del comune si sono presentati a casa sua per motivi sanitari. Dall'interno nessuna risposta e i vicini hanno riferito che non la vedevano da 4 giorni. A quel punto è scattata la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco hanno forzato la porta e ritrovato il corpo. In via Reni sono intervenuti anche i carabinieri per l'identificazione della salma. Sul corpo non c'erano segni di violenza e l'appartamento era in ordine. Si ipotizza quindi una morte per cause naturali. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete di spaccio di droga attiva in città. Un cittadino afghano è stato arrestato con oltre 200 grammi di cocaina. Altri 3 fiancheggiatori, 2 cittadini afghani e uno pakistano, sono stati denunciati in stato di libertà. La rete di spaccio è stata identificata grazie a una serie di servizi fatti dalle Fiamme Gialle nell'area del centro cittadino, zona in cui dalla ricostruzione operata in sede di indagine il quartetto avrebbe effettuato oltre 130 cessioni di hashish a giovani e giovanissimi. È dedicata al supporto di progetti di imprese innovativi ad alta tecnologia all'iniziativa Deep Tech Revolution del valore di €1 milione lanciato da Area Science Park. Il programma, informa una nota, nasce per promuovere e sostenere ricerca di frontiera e innovazione Deep Tech con focus su scienze dei materiali, digitale avanzato, filiere energetiche verdi e scienze della vita. Deep Tech Revolution finanzia a fondo perduto 5 progetti innovativi, ciascuno per un massimo di €200.000, di cui una metà erogata in denaro e una metà erogata in forma di servizi. Il contributo in denaro è destinato alla copertura delle spese connesse all'attività di R&S. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo da nuvoloso coperto, piogge diffuse, generalmente moderate sulla costa, abbondanti in pianura, intense in montagna e pedemontana, forse localmente molto intense sulle prealpi carniche e in Carnia. Quota neve sui 2500 metri circa, in calo a 2000 in serata. Dal pomeriggio possibile qualche temporale sulla costa in giornata, scirocco moderato con possibili mareggiate, possibile acqua alta nei massimi di marea, vento sostenuto in quota più forte sulle prealpi carniche e Piancavallo. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 11 e 14, le massime fra 18 e 21, sulla costa minime fra 13 e 16, le massime fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.